Il nome di Sciacca deriva probabilmente dalla parola araba siak, che tradotta significa bagno ed è pertanto ricollegabile ai fenomeni termali. Sciacca oggi possiede un patrimonio di grandissimo interesse in tutti i settori, dalla marineria al corallo, dalle opere architettoniche alle terme, dai beni culturali ai vecchi mestieri che si tramandano da padre in figlio. Sciacca, diciamo, tramite il suo illustre architetto riesce a tramandarci alcune opere di una certa importanza, come il palazzo, per esempio, Tagliavia di San Giacomo, il palazzo Forni, insomma, che sono rivisitati. Ma abbiamo, come dire, nel Seicento c'è qualche architetto importante, come per esempio Blasco, che è autore della chiesa di Santa Maria Maddalena, cioè a dire la matrice. Il patrimonio architettonico della città vanta monumenti di grandissimo valore, come la Chiesa del Carmine ed il complesso di Santa Margherita. Quest'ultimo presenta uno stile medievale misto a pregevolissimi stucchi con i quali la chiesa fu adornata in epoca barocca. Fino al XIX secolo, Sciacca era suddivisa in 4 quartieri: Rabbao, Cadda, Terra Vecchia e quartieri di mezzo. Di particolare interesse il Palazzo Sterepinto, raro esempio di architettura con facciata a bugna, ovvero a punta di diamante. Un ex convento dei Gesuiti, costruito nel 400, ospita oggi la sede del comune. All'interno si possono ammirare alcuni cannoni recuperati dai fondali marini. Tra le mura riecheggia una musica antica, quella del gruppo folcloristico Liburgisi. Il gruppo folk Liburgisi è tra i più gloriosi e longevi gruppi esistenti nella nostra Sicilia. Nasce agli inizi degli anni 50 per opera del professore Ciccio Raso e subito dopo venne preso dal professore Antonino Alessi, che ha fatto un lavoro davvero straordinario e ha portato il gruppo al massimo dei lustri. Tantissimi traguardi si sono fatti per la sua opera, tantissime sono le trasferte operate dal gruppo folcloristico e tantissime le località toccate con mano dai propri componenti, che tra l'altro il gruppo Liburgisi con spirito benevolo le altre associazioni affibbiarono il nome dei Garibaldini, in quanto all'interno del gruppo si conta siano passati circa 1000 più o meno giovani. Il gruppo folk tuttora ha una vita frenetica e tantissimo si svolge ancora. Tra le cose più importanti da menzionare di sicuro c'è la trasferta avvenuta l'anno scorso, in ottobre dell'anno scorso, in occasione del Columbus Day, festeggiamenti in America, dove il gruppo rappresentò la Sicilia e ancor prima della Sicilia l'Italia stessa.
Tra i vicoli si intravede l'arte dei maestri ceramisti di Sciacca. La maiolica di Sciacca ha origini antichissime. Notevole la produzione in epoca neolitica ad opera delle popolazioni autoctone, ma il maggiore splendore si ebbe in epoca rinascimentale e barocca, per non contare anche la precedenza delle influenze della cultura araba. Il maestro Soldano in questo momento sta eseguendo una decorazione su fruttiera realizzata a tornio, e la decorazione è un insieme di elementi fitomorfi con delle stilizzazioni floreali e di frutti. In questa decorazione già noi possiamo vedere la ricchezza del decoro che ci viene dalla cultura araba, e anche i colori sono ereditati dalle cromie arabe rinascimentali. La produzione a Sciacca delle maioliche è soprattutto artigianale. Le tecniche più eseguite sono le modellazioni al tornio e le decorazioni manuali. Sento pedisciati una vocetta luce, sono fino come un canto di mattino, sento solo amore, sboccia come un sole, luna mia che chiancia, non vede speranze. All'alba, tra i vicoli, artigiani fanno strada per iniziare a lavorare alle barche. Sono iniziato all'età di 12 anni, perché mio papà faceva pure questo mestiere, anche mio nonno. È un mestiere di eredità e eredità. Io come ho iniziato presto, e continuavo con mio papà fino all'età, insomma, che poi l'età tuttora, per mio papà poi è morto, e ho continuato io la nostra attività, costruzione delle barche piccole, poi c'erano pure delle barche da sarda a remi, e poi abbiamo incominciato a fare dei motopesca. Iniziato piccoli, 10 metri, 12 metri, ora facciamo barche a guardia fino a 25-30 metri, dipende dall'ordinazione che abbiamo. Si costruisce sempre in legno, perché noi costruiamo in legno, non in ferro. Noi facciamo barche da strascico, a pesce azzurro, fanno tutti e due i mestieri, ma costruiamo anche barche da diporto, che è sempre in legno. Sciacca da sempre ha convissuto con il suo mare e le sue coste hanno visto sbarcare mercanti, eserciti e pirati. Il mare, assieme alla varietà delle sue coste, è in grado di soddisfare le richieste dei turisti più esigenti. Sciacca è soprattutto un borgo marinaro di grande pregio. L'attività della pesca viene effettuata con differenti tecniche, come tramaglio, strascico e palangari. Ma la pesca più praticata è quella del pesce azzurro, che viene effettuata con le lampare. Di 14. 14,60. Il pesce azzurro, questo era un altro tipo di pesca, insomma, che veniva esercitata, serviva praticamente all'industria conserviera e così via. Certe volte queste cose le ho così un po' rintracciate in qualche documento. I commercianti, diciamo, di pesce acquistavano, come dire,
il pesce azzurro, le sardelle soprattutto, altro, in Spagna e venivano quindi importate qua, dalla Spagna. Quindi c'era anche allora questo tipo di commercio, non è una grande novità del nostro tempo, ma una cosa che già, come dire, viene fuori da tantissimo tempo. Lampare che si trasformano in trappole mortali per boghe, acciughe e sgombri, che attirati dalla luce arrivano fin sotto la barca, dove si notano sagome biancastre muoversi rapidamente. Intanto dalla barca più grande viene calata la rete a circuizione attorno alla lampara, che può così chiudere all'interno il suo pescato. Alle prime luci, al porto si attende il rientro dei pescherecci per l'acquisto del pesce. Ma qui a Sciacca il pesce fresco, oltre ad essere mangiato, viene anche lavorato dalle numerose industrie ittico-conserviere locali, che esportano il loro prodotto in tutto il mondo e fanno di Sciacca il primo polo di produzione del settore in Europa. Siamo a Sciacca, nell'industria ittico-conserviera Benedetto Scalia SPA. Qui in questo stabilimento viene fatta la lavorazione del pesce azzurro, nella fattispecie acciughe e sarde. Partiamo col dire che una buona parte del pesce lavorato in questa azienda viene dalla flotta peschereccia locale, naturalmente di Sciacca. Il pesce quando arriva in azienda praticamente viene subito, immediatamente lavorato, nel senso che viene decapitato e deviscerato. Questa sarebbe la prima fase della lavorazione dell'acciuga. Subito dopo, contemporaneamente, mentre si fa la fase della decapitazione e viscerazione, viene fatta la salagione dell'acciuga, nel senso che le acciughe si mettono nei contenitori o in banda stagnata se dobbiamo fare l'acciuga salata, quindi direttamente prodotto finito, o in infusti da chilogrammi 100 se dobbiamo fare la lavorazione del filetto. Quindi effettuata questa fase della salagione, dove si usa naturalmente solamente l'acciuga e il sale, bisogna dire che il sale è un sale marino che viene preso dalle saline di Trapani, quindi parliamo di un prodotto sempre nostro siciliano. Sciacca rappresenta anche una tappa d'obbligo nella storia del corallo in tutto il Mediterraneo. Tra il 1875 e il 1880, nel mare di Sciacca furono scoperti 3 enormi giacimenti di corallo, con sfumature cromatiche che andavano dal giallo al nero fino al rosso salmone, e questo rappresenta la preziosità di questa gemma. La storia del corallo di Sciacca nasce alla fine dell'Ottocento, 1870 circa, quando venne scoperto
La leggenda dice che venne scoperto accidentalmente, giusto capita, da un pescatore che intanto era nella zona del banco di Graham, dove vi è il banco di corallo, che stava per tirare sulle reti, gli cadde la catena d'oro, il cosiddetto, lui si chiamava betto a mareggio. Davanti a questa cosa la catena gli era stata regalata dalla sua donna, per cui si tuffò istintivamente in mare per andare a recuperare questa catena. Lì si trovò poi con questo elemento che non conosceva, che poi si scoprì fu il corallo di Sciacca. In questo momento stiamo vedendo l'operatore che seleziona, intanto procede al taglio, la finalità alla quale quella materia poi verrà destinata. Pronto per passare alla fase del montaggio, che è proprio quella che in questo momento possiamo ammirare con la realizzazione di gioielli . Oggi Sciacca è conosciuta in tutto il mondo come la città delle terme. Corallo, palazzi, chiese, ma anche un castello incantato sorge a pochi chilometri dalla città. Il regno di un artista autodidatta, Francesco Bentivegna, che scolpì il suo mondo nella pietra e sugli alberi per materializzare le sue fantasie. Entrando al suo interno si ha la sensazione di essere osservati da 1000 occhi. Lasciamo Sciacca nel suo mare blu, un mare che rappresenta fonte di vita e di ricchezza.